Salve a tutti e bentrovati nella settimana di Qui Sicilia, lo spazio a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, con chi vi parla è l'amico Salvatore Ginaprelli. Ben ritrovati. Ecco Salvatore, rispetto alla settimana scorsa le elezioni regionali e nazionali camminano e un po' si rubano l'attenzione l'una all'altra. A soccombere tendenzialmente è l'argomento mediaticamente meno significativo, almeno per il resto dell'Italia, però devo dire che da questo punto di vista i media regionali forse potrebbero essere più legati agli interessi di questo territorio, insomma al di là di ciò che poi ci riguarderà tutti per il rinnovo del Parlamento e del governo nazionale. In particolare il contesto dei partiti nazionali appunto sembra molto monopolizzato dalla dimensione che riguarda anche per i collegi, ma soprattutto le alleanze, la prospettiva della minaccia neofascista, la dittatura della signora Meloni, che ci porterebbe come la Luna che parte dall'orbita terrestre a perdere ogni collegamento con la civiltà e con il resto del mondo evoluto come assetto istituzionale. Insomma, si lanciano tutta questa serie di avvertimenti per creare un po' un clima anche di paura, anche forse in mancanza di argomenti migliori sul piano delle proposte effettive. L'unica cosa che si dice da parte di alcuni, del PD, eccetera, è non perdiamo il meraviglioso esempio che ci ha dato Draghi. Questa linea Draghi era bellissima, stavamo andando alla grande, e poi su questo magari ci torniamo alla fine, in particolare per certe questioni di politica estera, perché anche quella faceva parte delle sue iniziative, anche se erano fuori dal reale mandato che aveva ricevuto. E invece, dicevamo, il contesto regionale, i partiti che sono solo presenti nella sfida regionale dovrebbero avere più spazio da questa situazione, e invece mi pare che forse questo spazio o non viene utilizzato o non viene dato. Effettivamente come percepisci la situazione? Vedo che i media regionali si fermano solo a indicare i candidati dei partiti principali e negano, nemmeno danno accenno che ci sia un quinto candidato, che è quello di Siciliani Liberi. E questo secondo me è una mancanza di rispetto e di democrazia. Al di là del fatto che poi riescano o non riescano a raccogliere le firme per poter essere effettivamente nella competizione elettorale. Degno di nota è uno dei possibili candidati del PD, credo che sia Cracolici, ha rinunciato alla candidatura per protestare, per manifestare il suo dissenso sul fatto che su posizioni eleggibili nelle liste del PD siano state emesse personalità che non sono siciliane. Ovviamente questo, al di là del onorevolatissimo principio, secondo me poi alla fine nasconde anche la delusione forse personale di non essere nelle posizioni eleggibili. Sicuramente la conclusione di questa fase, che deve vedere partecipi effettivamente i vari sfidanti, ci potrà far capire quanto ci sia anche di condizioni di parità d'accesso, se vogliamo, agli spazi della comunicazione, che sono molto importanti. Va detto anche però che se abbiamo accettato, anzi abbiamo salutato come un fatto positivo degli ultimi anni, insomma già dalla precedente campagna elettorale, la possibilità di interagire con il pubblico, con l'opinione pubblica, utilizzando altri strumenti, altre possibilità. È chiaro che non
assolve gli organi principali dal loro dovere anche, oltre che la professionalità, insomma, di dare lo spazio a tutti, però costituisce comunque una formula che, con un po' di buona volontà, avendo buoni argomenti e le persone per portarli avanti, in un qualche modo raggiunge insomma il suo destinatario, in un certo senso. E io proprio su questo insomma finora non ho visto granché, però sono dell'idea che proprio il mese, se vogliamo ormai il mese di settembre, sarà quello dove si vedranno realmente le situazioni rispettose, in un certo senso anche dei soggetti esordienti, se vogliamo, rispetto agli altri. Questo senza dubbio, e potremo constatarlo direttamente. Io avevo pensato un riferimento insomma a quello che è successo nel contesto delle forze nazionali, che ti volevo proporre come formula da poi applicare eventualmente, da mettere alla prova se vogliamo, per la Sicilia, per vedere se nell'un caso come nell'altro l'ipotesi poteva essere reale e la soluzione poteva essere migliore di quella che ci stiamo trovando attualmente a disposizione. Nel contesto nazionale sappiamo che c'è stato tutta una serie, una vivace costituzione e un emergere di gruppi, personalità anche dal mondo delle professioni, il tutto portato e stimolato insomma da quello che è venuto fuori come un contesto extrapolitico o extraparlamentare, per meglio dire, su scelte importanti, su quello che è stato tutta la questione pandemia, sulla questione della politica estera anche, questione che a quanto pare ha determinato la fine prima del tempo del governo Draghi. Ma in gran parte queste posizioni, che non trovavano spazio nell'arco parlamentare, si sono dovute creare nuovi contesti, nuovi nomi, però con il tratto comune sostanzialmente di non essere d'accordo con ciò che il governo ha fatto riguardo soprattutto ai diritti dei cittadini sostanzialmente, ma anche su certi provvedimenti di tipo economico, un dibattito sull'efficacia dei famosi fondi europei, che poi se ne parla tanto ma non si vedono quasi mai, e via di seguito. In tutto ciò, appunto, considerato le regole elettorali, il fatto che già si parte da zero praticamente, giustamente tu in un'altra trasmissione ricordavi che perfino il Movimento 5 Stelle, che in tempi estremamente veloci ha raggiunto consensi maggioritari, insomma, da numeri a 2 cifre, però all'inizio era molto piccolo, insomma, le prime esperienze elettorali non sono state così esaltanti di botto. Ecco, quello è successo solo a Forza Italia nella storia della politica italiana, che è appena nato, però le basi erano diverse. E quindi, a maggior ragione, sai che parti dal nulla praticamente, sai che hai contro anche il sistema elettorale con lo sbarramento e via di seguito, a maggior ragione se la priorità è quella di dare una voce unitaria a questa parte di cittadinanza, si dovrebbe lavorare a tutti i costi perché questa voce unitaria abbia un solo soggetto che viene poi a proporsi agli elettori. Volendo scegliere quale dovrebbe essere questo soggetto, cosa che invece appunto noi sappiamo che non è, perché c'è Italexit, c'è Italia Sovrana e Popolare, forse Vita e forse qualche altro, il partito di Adinolfi con Di Stefano ex Casa Pound, insomma una frammentazione abbastanza, nelle premesse è notevole, poi bisognerà vedere se ci arrivano, forse ci sarà una confluenza per forza perché qualcuno appunto non riuscirà ad essere nelle schede. Ma dicevo, quale avrebbe potuto essere il criterio per stabilire chi portava avanti questa bandiera, diciamo, cercando anche, se era una persona corretta e anche intelligente, di dare spazio, di includere
nel proprio contenitore tutte queste altre voci in modo da prenderne anche i simpatizzanti, se vogliamo. Cronologicamente il primo a muoversi su questa lunghezza d'onda è stato Paragone con Italexit, anche perché era già in Parlamento in qualità di eletto nel Movimento 5 Stelle, e il suo dissenso pubblico e lo spazio che ha anche goduto, insomma, e continua ad avere nei talk show e nei contenitori di informazione politica, era un punto già abbastanza avanzato, che, come ho detto, auspicabilmente non diventando un culto della personalità per cui tutti dobbiamo portare acqua al signor Paragone, ma invece esattamente all'opposto, che lui sia espressione di quei contenuti, di quei temi, non avrebbe dovuto minimamente vedere la necessità, il motivo di creare altre strutture, altre candidature, altri simboli e via di seguito. Perché il risultato rischia di essere appunto una vanificazione complessiva di questo sforzo nell'annullamento reciproco derivato dalla suddivisione dell'atomo sostanzialmente, visto che in partenza non si può sperare in percentuali particolarmente alte. Ora, tutto ciò riportato nel contesto regionale, se fosse stata all'ordine del giorno una riconferma eventuale, una possibilità di proseguire l'esperienza della presidenza Musumeci con un secondo mandato, a maggior ragione si voleva avere una risposta non consenziente, non favorevole a questa ipotesi, ma comunque anche la preesistente tradizionale alternanza centrodestra e centrosinistra italiani nella amministrazione sussidiata della Sicilia, visto che comunque Musumeci aveva dietro di sé, con sé o sopra di sé partiti come Forza Italia in particolare, che veramente insomma gli hanno creato parecchi problemi, ma dall'altra parte un centrosinistra col PD che fa il suo, e al punto tale che addirittura, come tu raccontavi, qualcuno dei suoi, anche esponenti storici, sbuffano insomma e sbattono la porta, per quanto è intensa questa forma di guida a distanza, se vogliamo. A maggior ragione, dicevo, una risposta chiara di diverso orientamento di una parte dei siciliani doveva concentrarsi su una possibilità, su una forza che avesse quantomeno la caratteristica di non avere in se stessa quegli stessi fattori di, appunto, direzione esterna, di mancanza di autodeterminazione, se vogliamo, che caratterizza da decenni sia il centrodestra che il centrosinistra in Sicilia. Invece non è così. Ma secondo te era possibile? Sarebbe stato possibile? E se sì, con quale criterio di priorità, o meglio di prelazione? E cioè, chi avrebbe dovuto essere investito di questa volontà monocratica, se vogliamo, di rappresentare l'alternativa, piuttosto che trovarci in questa situazione che almeno vede due possibili risposte, se sarà così? La risposta non c'è a questa domanda, perché per la Sicilia, il mondo sicilianista, poniamo questo termine, è così variegato, è così fatto da tanti generalucci. Purtroppo nessuno vuole perdere il comando della sua squadra. Cioè, parliamo di generali che poi alla fine hanno il ruolo di sergenti, cioè comandanti di squadra, non di grandi unità. Per contro, c'è da dire che nell'unità dell'obiettivo possibilmente ci sono i distinguo sui metodi per raggiungere gli obiettivi preposti. È la stessa cosa a livello nazionale, lo fanno già i grandi partiti che poi costituiscono fuoriusciti, che costituiscono il terzo polo, eccetera. Magari lì saranno l'ago della bilancia, cioè praticamente il polo con 3-4 deputati possibilmente permetteranno di fare un governo e possibilmente conteranno
perché pretenderanno più di chi ha preso il 20%. Ora, purtroppo ci sono sempre i distinguo, ripeto, ma è anche forse nella natura delle cose. La volta scorsa dicevo a proposito delle lotte di indipendenza degli stati africani, eccetera, che ad esempio in Mozambico, nell'unità dell'ideale di affrancarsi dalla dominazione straniera, ciò non toglieva che erano presenti due fronti di liberazione che combattevano sì i portoghesi, ma che si combattevano fra di loro. Purtroppo queste sono delle realtà comunissime. Certo, nel panorama siciliano sono movimenti, partitini che sono piccoli rivoli che rimangono così piccoli rivoli, che invece di poter contribuire tutti quanti in un corso, confluire tutti quanti in un corso d'acqua più grande e quindi dare più forza. Però questa è la natura nostra. Poi c'è da dire che molti guardano sempre fuori dalla Sicilia, da sempre, e del resto comunque, come ho sempre detto, lo ripeto sempre, un politico siciliano dice che i siciliani si illudono nel credere che le decisioni che riguardano la Sicilia vengano prese in Sicilia, ma vengono prese altrove. Noi viviamo sempre una condizione di viscerea, da sempre. Da sempre aspettiamo il Garibaldi, che poi dalla padella alla brace, ma anche ai tempi dei Vespi siamo stati capaci di ribellarci agli Angioini, però poi, vabbè, per questioni dinastiche, eccetera, aspettiamo sempre Pietro I d'Aragona che prenda la situazione in mano e continui la lotta. Purtroppo è questa la realtà. In questo specifico contesto nel quale abbiamo Siciliani Liberi, che si era già proposto nelle scorse elezioni regionali, e la proposta del ex sindaco di Messina, De Luca, tu hai già visto una chiara definizione del perché, almeno a dire o dal punto di vista delle due componenti di questi due organismi, su quali basi ci si distingue? Ma secondo me non è manco fattibile questa comparazione. De Luca è il prodotto del sistema Italia. Poi magari veste l'abito del sicilianista, così, possibilmente come a suo tempo Lombardo, in buona fede, cioè io non voglio fare processo alle intenzioni. Però si parte da due presupposti diversi. Siciliani Liberi, da statuto, da programma, se si va a leggere il programma approvato nell'ultimo congresso, già mette a primo punto, cioè allora divide il programma in un programma massimo che troverà il tempo che trova per il lungo termine e un programma minimo che ci sarebbe quello immediato. Un programma massimo, lo dice apertamente, è arrivare allo Stato di Sicilia. Invece il programma minimo è quello della gestione e dell'amministrazione e della regione siciliana attraverso delle proposte della zona economica speciale integrale e tante altre cose, che porterebbe un pochettino, già di fatto molte funzioni che in altre regioni sono prettamente statali sono devoluti e qui in Sicilia per forza dello statuto di autonomia all'amministrazione regionale, e rafforzare appunto questa ulteriore, ma rafforzare questa autonomia anche attualizzando che il nostro statuto nasce prima della Repubblica Italiana, 15 maggio del 46, per cui è chiaro che dal 46 ad oggi sono passati 76 anni, è chiaro che i presupposti, le condizioni socio-economiche, politiche, internazionali anche, non sono quelli che abbiamo oggi nel 2022.
E quindi già partiamo da due presupposti ben distinti. Questo movimento che porta acqua al sindaco De Luca o si definiscono apertamente autonomisti, e allora io capirei il ragionamento, ma non devono poi parlare di indipendenza e altro. Poi ci sono le scelte di opportunità, e io penso che queste qua sono le scelte di opportunità, tatticismi tra una improbabile oppure un probabile 0, di siciliani liberi, magari non lo so, si arriva a un 3-4% e quindi possibilmente qualcuno che è nelle liste con Luca magari potrà sedersi nel Parlamento più antico d'Europa e magari fare le lotte dall'interno. È una strategia, per carità, però guardando Sicilia Vera e Siciliani Liberi, è chiaro che ci sono due cose che vanno completamente su strade diverse. Noi dovremmo nello specifico anche chiederci cosa sia effettivamente possibile auspicare, piuttosto che ciò che sarebbe desiderabile in senso più generale, o comunque a prescindere dalle possibilità, perché intanto mi sembra che ci sia un dato di fatto che riguarda, se vogliamo dire che la democrazia comincia anche nel momento in cui una forza che si propone riesce attraverso proprio le candidature, insomma, a dare un certo respiro rappresentativo della realtà a cui poi vuole chiedere anche il voto, voglio dire, no? E in che senso? Ma io faccio un esempio che mi è vicino territorialmente, perché così non voglio dire che valga per tutto il resto delle 9 province e via di seguito, però mi ha piacevolmente sorpreso il fatto che mentre ancora oggi, a parte un caso, mi sono del tutto ignote le liste appunto dei candidati per Siciliani Liberi, ma forse perché non me ne sono andate a cercare con sufficiente impegno, vengo a sapere che una persona di mia conoscenza e con abbastanza conosciuto nel territorio di questa metà della provincia di Catania, che viene denominata Calatino e che ha caratteristiche particolari rispetto al resto della provincia su tanti aspetti demografici, economici e via di seguito, con i suoi piccoli 15 comuni. Si tratta di Angelo Malannino, che è di Caltagirone e che è abbastanza conosciuto perché da una vita, insomma, si è sempre mosso nella politica, soprattutto della sua città, e ha sviluppato nel tempo un ruolo, diciamo, un po' di elemento critico, se vogliamo, anche con molta attenzione ai passaggi burocratici, le varie delibere, insomma, viene ospitato abitualmente in una trasmissione di una TV locale settimanalmente proprio per comunicare ai cittadini certe cose che ovviamente ai più sfuggono, insomma. Quindi sicuramente non un improvvisato della materia, che devo dire appunto ha sempre preso posizioni condivisibili su un piano del buonsenso e degli interessi dei cittadini. Quindi dal mio punto di vista sarebbe stato bene che qualche forza politica lo considerasse come candidato. Il caso vuole che appunto lo ritroviamo in questa esperienza di De Luca. Esperienza di De Luca che appunto in questo caso appunto, sono contento che abbiano candidato questa persona che secondo me ha i numeri giusti per quel ruolo, ma in generale, questo lo sappiamo già, ha messo insieme 9 liste. Ora, il caso di Palermo, il più recente, ci insegna che il numero delle liste a sostegno di un candidato, che sia sindaco o di altro ruolo, già è un buon punto di partenza, se non altro perché
A cosa servono tutte queste liste? Parliamoci chiaro, non è che vuol dire che avrai più parlamentari, perché per quelli sono in base ai voti, ma sei riuscito in qualche modo a reclutare, vogliamo dire così, a far avvicinare alla tua iniziativa tante persone che di fatto in questa prima fase non avranno altro ruolo di quello di portarti un po' di voti, ognuno sperando di essere quello che ne porta abbastanza da poter diventare anche parlamentare regionale, ma comunque per la maggior parte di loro sarà solo un ruolo di servizio in un certo senso. Ma in ogni caso queste 9 liste le devi riempire. Cioè, voglio dire, se vogliamo appunto che sia il meno possibile etero-diretta dall'esterno e via di seguito una guida politica, già coinvolgendo nella fase delle candidature tante persone che sono residenti in Sicilia, non è che stai parlando di gente presa da fuori, è un primo passo proprio in quella direzione lì, per far partecipare in un certo senso uno strato ampio di popolazione. Secondo poi, nello specifico di quello che tu ami ripetere per bocca di un personaggio che esiste perché i siciliani bene o male danno i voti al suo partito, se non a lui personalmente, quest'anno non avranno questo piacere perché sarà candidato alle nazionali, però il partito di Forza Italia e l'onorevole Miccichè esistono nella misura in cui qualcuno li ha votati, qualcuno li ha eletti e qualcuno li ha messi dentro al governo, dentro la maggioranza del governo Musumeci. Nel momento in cui queste figure non sono parte della proposta che si pone come elemento di cambiamento, che sia indipendentista o autonomista, come giustamente tu precisavi nell'analisi delle due compagini, comunque sia, il signor Miccichè ce lo leviamo dalle scatole, e nell'uno caso o nell'altro. Poi tu mi dirai, sì, ma vuoi che il sistema non sostituisca rispetto a lui un altro elemento cordone ombelicale o nodo scorsoio per tenere sempre la Sicilia sotto il suo tallone? Sì, d'accordo, senza dubbio, però intanto gli cominciamo a levargli quello. Cioè, noi possiamo andare contro i nodi della rete che ci tiene imbrigliati. Poi, se questa rete viene rinnovata, cercheremo di affrontarla anche in seguito. Ma mi sembra chiaro che quantomeno partire da un governo regionale che non abbia dentro alle sue strutture, con potere di veto, come fu anche per Lombardo stesso che tu ricordavi. Lombardo venne in un primo momento, ci fu un tentativo di disarcionarlo attraverso l'uscita dalla maggioranza del centrodestra. Lui fu furbo, abile e tatticamente capace di sostituire un cavallo con l'altro andando avanti per un altro po' grazie al PD, e quindi si mosse con certe capacità di sopravvivenza, se non altro. Ma se non aveva bisogno fin dall'inizio né dell'appoggio del centrodestra né di quello del centrosinistra, il potere di ricatto di queste entità si riduceva drasticamente. Cioè, se leviamo le catene di comando, sarà un po' più difficile comandare da fuori, o no? Il problema è che questa catena di comando ha alle proprie dipendenze altre strutture che intervengono qualora con le armi della politica non si riesca a riportare all'ordine le cose. Mi riferisco al caso di Lombardo. Cioè, è riuscito sì a fare salti mortali per tenersi un anno, però poi alla fine è intervenuto una forza esterna, la magistratura. Noi abbiamo questa spada di Damocle che pende sulla testa, che all'occorrenza c'è la mafia, che per carità c'è, voglio essere capito in quello che sto dicendo. Del resto, dopo anni di processi, eccetera, pare che sia stato assolto, che il fatto non sussiste, però politicamente è stato detronizzato. Tra l'altro il suo assessore, che oggi si candida come presidente della regione siciliana con il terzo polo, all'epoca portò avanti
dei contenziosi con lo Stato italiano, che la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti ha dato ragione, e quindi dei passi importanti sulla strada dell'applicazione dello Statuto e soprattutto degli articoli che riguardano l'economia e la finanza. Questo non andava bene ed è stato, anche per questo, è stato tolto di mezzo. Tra l'altro poi, per mettere la pezza, è arrivato il buon Crocetta che regala, cioè si fa imporre un assessore al bilancio e all'economia che non aveva niente a che vedere con la Sicilia, ma toscano, Baccei, e rinuncia a questo contenzioso e regala allo Stato 5 miliardi di soldi proprio della Sicilia. Con 5 miliardi potevamo rifare di nuovo tutta la rete autostradale. Tu giustamente dici, se viene a mancare uno strumento per ribadire la subalternità, ne usiamo un altro e via di seguito. Sì, però sono usi impropri e che tra l'altro nel tempo rischiano anche di inflazionarsi un po', per dire che tra l'altro quello che è successo nel 2011 con 2012 con Lombardo era prima di tutto quello che abbiamo visto dopo, per esempio alla fine anche con il caso Palamara, con tutta la vicenda giudiziaria politica del ministro dell'interno Salvini, il processo a Catania, che insomma non era più un fatto opinabile che si trattasse di un meccanismo, se vogliamo, ad orologeria, insomma, per cercare di dargli fastidio, perché non erano riusciti a bloccare la formazione di questo governo giallo-verde, e quindi non potendo fare le cose in Parlamento utilizzavano quest'altro strumento. Voglio dire che a forza di utilizzare in modo improprio l'arma giudiziaria, questa agli occhi dell'opinione pubblica nell'ambito della politica assume sempre più una connotazione dubbia. La fiducia dei cittadini verso l'imparzialità e la terzietà dei giudici in questi campi, diciamo che tentenna parecchio negli anni, e questo secondo me va a favore di una crescente difficoltà a utilizzare con efficacia questo strumento, piuttosto che non a trovarsi, che sarebbe un grosso rischio, masse di opinione pubblica che dicono che è stata un'ingiustizia. Quindi lì sarebbe un danno enorme per la credibilità della magistratura, se vogliamo, no? Ma comunque sulle masse che vanno a dire che è un'ingiustizia ho i miei dubbi. Comunque è piena la storia del dopoguerra, cioè piena no, però almeno altri 2 o 3 casi ce l'abbiamo. Il Milazzo, col milazzismo, e anche Mattarella, che poi fu proprio eliminato fisicamente. Quindi voglio dire, i sistemi ce li hanno, ecco. Ma vedi, mi hai fatto tornare in mente un momento della mia esperienza che appunto abbiamo condiviso più in prima linea, se vogliamo, nella politica siciliana, quando eravamo candidati con Siciliani Liberi alle scorse regionali. Mi capitò di parlare con persone nel continente, se vogliamo, che quindi poco sapevano dell'esistenza e delle ragioni dei movimenti sicilianisti, di tutta questa serie, questa galassia di posizioni che comunque erano in un modo o nell'altro molto critiche verso l'appartenenza o insomma ciò che la Sicilia aveva guadagnato, diciamo così, dal far parte di una nazione italiana. E chiaramente di fronte a persone che nulla sapevano di ciò e che mi vedevano un po' come un portatore di strani concetti un po' campati in aria, l'unica cosa che io avevo trovato funzionale nel momento era stato il ribaltare il discorso partendo dall'esatto opposto. E non dalla consapevolezza che noi vivendo qui abbiamo che il sicilianismo esiste, e poi se ne può discutere tanti aspetti, ma non la sua esistenza. Facciamo finta che non esista, e che quindi al pari di un'altra parte dell'Italia, potrebbe essere, non so, il Molise per dire, nessuno ponga mai un problema nell'appartenenza all'Italia. Dice no, è tutto a posto, non potrebbe andare meglio.
dall'appartenenza all'Italia non abbiamo ricevuto altro che benefici. Allora proviamo a verificare se questa idea, che appunto toglierebbe le fondamenta, ogni base, quindi sarebbe un movimento semplicemente inutile, balordo, per gente che non ha niente da fare, voglio dire, che si inventa dei problemi, no? E proviamo a vedere se effettivamente, facendo un rapido giro, camminando per territori appunto tra il resto del paese e la Sicilia, possiamo constatare questa sorta di uguale condizione oppure no. E lì sono i numeri che vengono fuori, voglio dire, non è un problema di opinione. La realtà statistica stratificata nei decenni porta a constatare, se vai all'istituto Istat, che non credo che sia un covo di separatisti, quei numeri che poi si riflettono anche nella vita quotidiana delle famiglie che hanno i figli fuori per lavoro, chissà perché, ed è la regola. Ma chi l'ha detto che deve essere la regola? Fa parte dell'eguaglianza di tutte le parti dell'Italia con se stesse? Non direi, no. E quindi cosa voglio dire? Che alla fine, anche a chi non aveva mai sentito parlare del sicilianismo, andando a esaminare punto per punto i fattori critici che determinano una condizione di pari opportunità o invece di arretratezza per vari fattori e di discontinuità nelle attenzioni del governo centrale, queste cose emergono. Se il sicilianismo non è un'opinione, ma è un dato di fatto o una necessità, l'alternativa alla quale è accettare le diseguaglianze come un destino, ma certo non negarle, perché negarle non è possibile, la spinta alla definizione di una prospettiva che rompa questa catena di diseguaglianze è nelle cose. Non si elimina soltanto perché, come dici tu, o in un modo o in un altro togli di mezzo quel rappresentante, poi togli di mezzo anche quello successivo, poi con Crocetta non hai bisogno perché appunto è quello che esegue ciò che deve, però a quale prezzo? Che successivamente all'amministrazione Crocetta il centrosinistra in Sicilia praticamente è scomparso, cioè il prezzo per mantenere quel tipo di catena di comando è stato che chiaramente ne ha guadagnato la controparte, e se ci fossero solo queste due saremmo nel regime di alternanza che è segno di continuità. Però guarda caso il rappresentante del centrodestra che ha preso il posto dell'amministrazione di Crocetta, che era criticata da tutti, di fatto adesso non lo vogliono più neanche loro, cioè non è così privo di problemi il mantenere una condizione di ingiustizia e di discriminazione territoriale. I problemi vengono fuori continuamente, ci si adopera per non farli esplodere oltre una certa misura, ma io credo che appunto in questo senso l'esperimento, l'ipotesi di capire cosa potrebbe succedere nel momento in cui una figura come De Luca dovesse realmente arrivare alla presidenza della regione, tutte le contromisure di cui tu parli vorrei vederle in atto, perché se le vedi in atto vuol dire che il problema c'è, nel senso che hai creato una situazione di disturbo, si è creata una situazione di disturbo alla quale bisogna dare una risposta. Come? Con una magistratura che già ha problemi a tenersi in piedi? Ma con una mafia che tu dici è sempre pronta ad agire, però effettivamente la stagione delle mattanze mafiose insomma si è molto legata un po' al passato, insomma è da un po' che non si vede tutte queste cose, voglio dire, per fortuna, forse è un'arma che non è più tanto efficiente come lo era fino a 20 anni fa. Qualcos'altro? Non lo so, ma vuol dire che comunque quell'esperienza senza i partiti nazionali qualche problema lo sta creando. Se questo è il nostro obiettivo, se tra un autonomismo possibile e un indipendentismo impossibile scegliamo il secondo, secondo me vuol dire che non vogliamo far granché alla fin fine. Questa è una valutazione mia, ovviamente, alla quale tu hai tutto il diritto di contrapporre il tuo punto di vista.
Però bisogna vedere i numeri, eh? Ah, chiaro. Certo, fin quando sei lo 0,7 manco ti rendono, cioè, Giusto? non sei nessuno. No. Se prendi il 20-30%, già si farebbe fare la fine quantomeno di Pegimont in Catalogna. E quindi già è un segnale grosso del senso di disagio di una popolazione o di una grossa fetta di popolazione. Vedi, ma al di là della fattibilità dell'indipendentismo o meno, una forza, ad esempio, cioè, vabbè, in Catalogna, per esempio, al governo della Catalogna ci sono gli indipendentisti. Se andiamo in Scozia ci sono gli indipendentisti. In Corsica, il governo della regione Corsa, sono arrivati gli indipendentisti. Ora, al di là del fatto di poter raggiungere o meno l'autodeterminazione, però lì scattano degli equilibri, cioè sei nella posizione che poi chiedi e diciamo che raggiunge il 100%, ma almeno l'80-90% ricevi. Anche perché si potrebbe arrivare a uno scontro, no? Se proprio ci tengono. Il problema è nel siciliano in sé per sé. Il problema è che 160 anni di unità, dove l'indottrinamento scolastico, perché parliamoci chiaramente, la storia che ci fanno studiare a scuola non è che ci dice i fatti reali, è tutta l'epopea così di questo valoroso eroe che poi in Sud America era ricercato perché era lato dei cavalli. Cioè non ci vengono a dire che la massoneria inglese pagò i generali siciliani per così. E 160 anni di scuola che ci inculca qualcosa, dei mezzi di comunicazione che proietta un'immagine di sottosviluppo, di arretratezza, che esiste solo la delinquenza, la mafia, eccetera, porta la maggior parte dei siciliani a una condizione di autorazzismo. E questo è il problema per cui si guarda sempre che le cose migliori devono venire da fuori, non ci si guarda realmente alle possibilità che ci sono. E quindi è per questo che movimenti autonomisti o indipendentisti non riusciranno, almeno nell'immediato, ad avere numeri significativi. Poi ci si mette anche, per esempio, programmi tipo l'Arena o non è l'Arena, dove proprio battere così ce l'hanno con i nostri impiegati, eccetera. Ma se facciamo dei numeri, in Sicilia ci sono 391 comuni e in Piemonte ce ne sono 1200. E allora, se la matematica non è un'opinione, se l'organico di un comune è 50 persone, giusto, se lo moltiplichi per 391 viene una cifra, se lo moltiplichi per 1200 ovviamente è un'altra cifra. Ho una piccola differenza che non sanno né la maggior parte dei siciliani né chi sta al di là dello Stretto di Messina, che i 50 dell'organico di ogni comune siciliano ce lo paghiamo noi con le nostre tasse, mentre invece i 50 per 1200, e sto parlando solo del Piemonte, ma è la stessa cosa se andiamo in Lombardia, eccetera, viene pagato, essendo che non sono statuto speciale e autonomo, vengono pagati dallo Stato e quindi anche con le nostre tasse. Se non si arriva a questi convincimenti, a questo sapere, non cambierà mai niente. Se è vero ciò che io dico, che le questioni di fondo sono reali e non dipendono dalle opinioni e quindi sono destinate per una sorta di una spinta, la famosa spinta di Archimede, no? Di un corpo immerso in un liquido, torneranno sempre a galla, e quindi la famosa faccenda del federalismo fiscale, o chiamiamolo come vogliamo, insomma questa rivolta del nord produttore contro il sud visto, giudicato, descritto come dicevi tu, riprenderà nuovo vigore quanto prima.
e quindi a maggior ragione lo rivedremo nella linea del prossimo governo che guiderà l'Italia, e questo dal mio punto di vista porterà nuovo carburante al discorso autonomista, perché tanto più un governo centrale ti penalizza, tanto più ti dà gli argomenti per dire: guarda, non è che mi sto inventando, non è che sto facendo la vittima, qua i numeri del PNRR, dei progetti finanziati, di tutto quello che vuoi, stanno là, voglio dire, dicono chiaramente che c'è questa condizione, quindi è a favore in un certo senso di una certa visione delle cose. Ma lasciando un po' questo argomento agli sviluppi successivi, vedremo se veramente il siciliano avrà questa doppia scelta tra gli indipendentisti o gli autonomisti, che insomma, voglio dire, è una bella ricchezza di possibilità, oppure no, insomma. Vorrei passare con un paio di flash prima dell'ultima parte a quello che è stato un po' il panorama invece nazionale delle candidature, perché se hai notato parlavamo prima dell'utilizzo politico della giustizia. Guarda caso, o perché sono particolarmente bravi o non lo so per quale motivo, certo c'è anche da pensare male, come si dice, in ricompensa dei servizi svolti, ma questa è una vera e propria malevolenza. I procuratori generali della Repubblica, quando finiscono la loro ruolo, quindi i vertici della magistratura, trovano sponda in politica. È successo per Grasso e adesso per il nuovo uscente, diciamo così, e guarda caso sempre nello stesso partito. Ora, appunto, secondo te è un fatto che avviene a posteriori, oppure in un certo senso sembra quasi che quel partito diventi un po' come la destinazione ideale, anche perché il felice rapporto si svolge prima ancora che queste persone lasciano l'incarico giudiziario? Che te devo dire? Una tua impressione? Noi siamo passati nella storia Italia del dopoguerra da un ordinamento giudiziario, eccetera, che veniva accusato ancora di metodi fascisti, eccetera, e nel tempo, dopo il 68, sono subentrati persone di matrice chiaramente, ma anche nell'istruzione di sinistra. È chiaro che uno che finisce la propria carriera non va a finire in Fratelli d'Italia, ecco. Ho capito, quindi diciamo c'è a monte una forma di, se vogliamo, un vivaio da un punto di vista culturale, vogliamo chiamarlo così? Lo dici tu. Va bene. Culturale non vuol dire un'associazione per delinquere, sì. Insomma, diciamo un humus, no. Certamente, una matrice. Certamente sì, sicuramente. Va bene, questa. Bene, e da questo invece alla novità freschissima, anche perché negli anni scorsi non c'era motivo. Oggi invece c'è questa nuova categoria di VIP che sgomita per il palcoscenico, no? E adesso li vediamo anche nelle candidature, giustamente, perché dopo, per chi ancora ha la disgrazia di avere un televisore dentro casa, io provo molta pena per queste persone, perché non sanno che cosa accompagnano al proprio spazio domestico, quale nemico fanno entrare dentro casa, voglio dire. Però attraverso quel malefico oggetto i virologi sono stati la nuova categoria di accompagnamento a colazione, pranzo e cena della vita degli italiani, e quindi dopo questo martellamento la loro visibilità assume anche un controvalore teoricamente elettorale. E quindi abbiamo anche i virologi candidati, o addirittura papabili ministri, perché neanche si degnano di contare i voti. Dici no, voi vi fate direttamente ministro, che sto qua a candidarmi e perdere tempo. Secondo te questo è un valore aggiunto alla proposta politica delle prossime elezioni, o è un'altra deviazione dall'ambito
delle professioni medico-scientifiche a quello di altre cose che sono un po' l'avanspettacolo, se vogliamo, o la demagogia di bassa lega? Ma secondo me è uno strumento che serve, cioè fine a se stesso, cioè di portare voti, visto che ormai qua la maggior parte degli italiani sono ancora traumatizzati, c'è gente che cammina con le temperature 41 gradi con la mascherina così a soffrire, paonazzi eccetera. Quindi credo che andranno a portare voti a queste persone. Poi ho letto qualcuno che asseriva che magari si stanno candidando per avere la copertura di non poter essere sottoposto a inchieste come parlamentare. Ah, un'immunità. L'immunità, ecco, non mi veniva. Forse è molto cattiva questa, però l'ho letta, qualcuno l'ha detto. Beh, sicuramente è un ottimo motivo per loro stessi, visto che già l'abbiamo detto la volta scorsa, ma la temperatura sta salendo da quel punto di vista e si leggono tutti i giorni casi di persone che chiedono conto e ragione di ciò che è avvenuto, diciamo, sulla loro pelle. Quindi se qualche medico sta preoccupato perché possibilmente gli possono pignorare pure le mutande, capisco, insomma, ne ha tutte le ragioni, diciamo così. È vero che si facevano bei guadagni facili in quel periodo, si sono fatti, insomma, però si pare che qualcuno diceva la farina del diavolo va sempre a finire in crusca, e forse quella era un po' farina del diavolo. Non sono uno specialista in questo campo, ma comunque a maggior ragione dico, i partiti che accettano questi candidati comunque sia nel merito ne accettano anche, diciamo, tutta la narrazione. E su questo volevo arrivare proprio all'ultimo punto, che si muove un po' sulla doppia direttrice di politica interna ed estera, perché avrai sentito, come tutti, insomma, che da parte del PD, ma non solo, anche Renzi, insomma, quell'area che è stata la più fervida sostenitrice del governo Draghi e la più dispiaciuta anche della sua prematura dipartita politica, si parla di una continuità, della necessità di non disperdere quel patrimonio, quella condotta, insomma, che aveva caratterizzato quei giorni bellissimi per il nostro paese. Ma anche qui, se è vero che i fatti hanno una qualche forza persuasiva, o se non altro devi dimostrare che non sono veri, questa eredità di Draghi, appunto, nell'ambito della politica estera, per esempio, devi dire tutt'oggi, con quello che è ancora la cronaca bellica, diciamo, di una guerra che, insomma, non sta andando benissimo, voglio dire, con il cattivo di turno che non è finito rovesciato in 2 settimane come Saddam Hussein, no? La famosa tempesta del deserto, in cui faceva comodo essere da quel lato, dal lato degli americani, perché quando gli americani vincono, chi è che non vorrebbe essere dalla loro parte, no? Però quando perdono, giustamente ognuno si dice: ma chi me l'ha fatto fare? Eppure no, in questo caso la linea atlantista, europeista, sanzioni, guerra, armi, paghiamo la scuola agli ucraini e tutto il resto, ucraini caput mundi, non mi pare che abbia portato, cioè veramente difenderla oggi come linea intelligente, giusta, vincente, fortunata, chiamala come vuoi, ci vuole coraggio, cioè non hai veramente nessuna pezza d'appoggio. E questo come politica estera. Ma le sue ricadute sulla economia e politica interna sono anche quelle tutte lì. Cioè poi tu mi mostri il video del gelataio che piange perché gli è arrivato il bollettone 3 volte tanto quello precedente, e un pizzettaro che dice: signori, o io chiudo o metto la pizza a 10 euro. Vabbè, ho capito, ma queste esperienze professionali, lavorative, della vita di un italiano lavoratore autonomo, sono o non sono collegate a quella linea politica? O così, ste bollette arrivano impazzite perché non si sa.
sono impazziti i computer. E allora collegare l'una cosa all'altra, io dico che dovrebbe far riflettere prima di tutto gli italiani per come poi vanno a votare, il suddetto gelataio, il pizzettaro, eccetera, il pizzaiolo come si dice, ma anche le forze che ancora oggi di fronte a questi dati di danno e di difficoltà continuano a dire che peccato che Draghi ci ha lasciato. Cioè, sulla base di quali fondamenti che potrebbero trovare un riflesso nell'opinione pubblica che andrà a votare? Tu ti sei fatto questa domanda? Ti sei dato una risposta? Ma io le domande me le faccio e cerco di estrapolare un pensiero che possa essere un'ipotesi di risposta, anche perché la sfera magica e la certezza non ce l'ho. Il problema è che queste persone, questi stessi partiti che sono in lutto perché il drago si è spento, sono gli stessi che lo riporteranno in vita o che tendono di riportarlo in vita. L'ho sempre detto, c'è uno scollegamento tra chi governa e la realtà delle persone. Il problema è ancora che le persone continueranno a votare questa gente qui. È chiaro che è una conseguenza tutto quello che stiamo vivendo. Non è solo questione della guerra, perché già i prezzi del gas e dei carburanti stavano aumentando prima. Certo, questo qua è stato come un catalizzatore che ha aumentato la velocità degli eventi. E ancora ci preparano a dire che ancora non abbiamo visto niente, che in autunno ci saranno ancora aumenti, e lo dicono con una nonchalance, come una cosa, non lo so, così naturale. Ecco. Il problema è la rappresentanza politica. Cioè, nel momento in cui io ti voto per il tuo programma, per quello che tu hai promesso, eccetera, eccetera, io do una delega a rappresentarmi in forza di quello che tu hai detto che dovresti fare. Ma se poi fai tutto l'opposto di quello che mi dici, non sono più rappresentato. E il problema è che ce le dobbiamo tenere per 4-5 anni e fanno cose che l'abomino si è permesso di dire che bisogna abolire il servizio sanitario pubblico e che ognuno secondo le proprie possibilità si fa un'assicurazione. Cioè, questo modello statunitense riportato qua non sta né in cielo né in terra, cioè proprio siamo in un paese di dementi. Siamo in un paese di dementi. La Germania ha solo 2 mesi di riserve. Dovrei dire una volgarità, non la dico, ma cioè, voglio dire, ve ne state accorgendo ora che avete continuato a votare e a insistere sulle sanzioni, eccetera. Ora si parla, no, dobbiamo sederci a un tavolo per far finire questa cosa, ma da subito ci si doveva sedere al tavolo. Da subito ci si doveva insistere a dire all'Ucraina: guarda, accontentati della neutralità, poi economicamente va bene, poi fa parte dell'Unione Europea, c'è gli scambi, eccetera, ma era tutto un altro discorso da fare. Ora che cosa vogliamo fare? E certo, ora se cade economicamente la Germania, certo che tutto l'euro è un marco travestito, che gli hanno cambiato il nome. Se decade questo, decade tutto, è un castello di carta, eccetera. E allora, in forza di questo, per ritornare alle cose di casa nostra, cioè forse ci abbiamo perso troppo tempo a staccarcene e andarcene via da questo stivale puzzolente. E mi dispiace dirlo. La cosa che a me lasciava perplesso era che con le prove, appunto, con le manifestazioni degli effetti collaterali di questa linea perniciosa, ancora qualcuno ci fa la campagna elettorale. Vabbè, che del resto c'era un'intervista in questi giorni all'ex ministro Speranza che ribadiva
la bontà dei suoi orientamenti e delle sue decisioni durante tutte le fasi della pandemia, perché è stato uno dei più longevi tra le cariche politiche, tra il Conte 2 e il governo Draghi. Quindi cosa possiamo dire? Che ci vuole coraggio, insomma. Tra l'altro lui giustamente si è trovato il posto in lista nel PD perché il suo cosiddetto partito articolo 1 forse più di un elettore non contava e quindi fondamentalmente insomma, aveva bisogno di un riparo. Però questo PD, voglio dire, il PD che si fa casa e ostello di magistrati che bisogna vedere se erano del PD pure quando facevano i magistrati e non solo adesso, con evidente parzialità e discrezionalità, virologi che addirittura possibilmente cercano semplicemente un riparo da rispondere per le vie legali del loro operato, virologi, medici e compagnia, ministri come questo, voglio dire, e soprattutto la linea di Draghi che ha portato appunto nel suo piccolo l'Italia, se fosse stata la Germania era ancora peggio appunto nelle conseguenze, alla condizione di incertezza del futuro. Dico, complessivamente non c'è bisogno di parlarne male di questo Partito Democratico, cioè di inventarsi o comunque di sottolinearne le caratteristiche anti-italiane. Mi pare che ce l'ha nella carta d'identità, cioè sta configurando esplicitamente il proprio essere con quelle caratteristiche che i suoi nemici dicono che sia. Li sta confermando, mi pare, no? Non fa neanche la fatica di nasconderlo. No, ma ormai sono usciti allo scoperto, cioè ormai non c'hanno nemmeno una parvenza non mi viene la parola, cioè ormai è palese, cioè loro sono per la distruzione dell'apparato Italia, a favore di altre entità sovranazionali, eccetera. Cioè, questi sarebbero da corte marziale, cioè voglio dire, altro che gli indipendentisti eventualmente ci arrestano. Dovrebbero andare ad arrestare a queste persone. Quando la parola sovranità viene demonizzata e quasi quasi cambiano i vocabolari perché è una cosa brutta, oppure parlare di patria ora si può parlare perché bisogna appoggiare il discorso ucraino. Cioè, ma quando certi valori, che non significa essere guerrafondaio o escludere gli altri, ma sono, cioè, ma in ogni parte del mondo sono valori. I primi gli americani hanno un senso proprio, cioè nel DNA, stampato nel DNA. E forse siamo noi che non ce l'abbiamo nel DNA. E forse chi diceva, forse che era da Zeio, non mi ricordo, si è fatta l'Italia, adesso bisogna fare gli italiani. Dopo 160 anni non ci sono gli italiani, non c'è amor proprio, non c'è amor di niente. Al di là stiamo parlando di cose fantastiche, no? Al di là del discorso di staccarsi, non staccarsi, eccetera, non sarebbe divisivo in senso ampio della parola, perché tutto sommato 160 anni di convivenza come due sposi, diciamo che poi alla fine divorziano, un po' d'affetto c'è, no? Quindi si potrebbe dire che magari potremmo essere anche i migliori amici dell'Italia, e forse vedendoci camminare con le nostre stesse gambe, che tutte quelle cose che ci dicono fannulloni eccetera poi invece erano solo delle cose, delle etichette appiccicate, possibilmente ci si potrebbe apprezzare reciprocamente di più. Questo dato poi di guardarsi appunto dopo l'avvenuta rottura di una, se vuoi, di una gabbia, dice ognuno faccia la sua strada e poi vediamo a distanza di qualche tempo dove siamo arrivati, voglio dire, è assolutamente legittimo. Ma sai, il paragone è giusto, io credo che anche questo sarà un portato dei tempi. Non voglio essere determinista e meccanicista nei processi storici, ci mancherebbe, però devo dire che se in questi 160 anni l'unità nazionale ha retto a modo suo, perché poteva anche sgretolarsi molto prima per tanti motivi, è stato perché si è operato per mantenerla, cioè non parliamo del periodo del ventennio fascista che chiaramente è stato il massimo del tentativo di tenere tutti insieme, ma però anche con un bel programma di opere pubbliche
non ci si dimentichi che insomma qualche soldino veniva speso anche nel centro-sud, voglio dire, ma non per fare della nostalgia, per dire caspita, manco quello che ha fatto il fascismo siete in grado di fare? E allora in che cosa dovrebbe essere migliore, a parte la cassa per il mezzogiorno? Voglio dire che in un certo modo al sud ci si è pensato, fornendo la sponda del nord come posto di lavoro, diciamo, quindi un'emigrazione interna se vogliamo, e fornendo anche quella formula di, se vogliamo, di aiuto nel sottosviluppo che ha rappresentato un po' tutti i vari posti parastatali e via di seguito. Cioè non è la modalità migliore per tenere insieme un territorio, ma l'assistenzialismo diffuso tappa i buchi un po' dove può. È stata la politica della Democrazia Cristiana sostanzialmente nel corso degli anni, che operando in questa maniera ha evitato che si raggiungessero sempre dei punti critici. Nel momento in cui tu abbandoni tutte queste furbizie, se vogliamo chiamarle così, questi espedienti, l'ESA, i lavoratori della manutenzione delle strade, i carcerieri, i secondini, come caspita si chiamano, cioè tutte queste modalità di ammortizzatori, e lasci tutto allo sbaraglio e lasci tutto al suo destino, il destino parla con le forze che vengono fuori spontaneamente, voglio dire, no? Questo credo che sia un po' la fase in cui ci troviamo. Continua ad abbandonare il sud e vedrai che insomma qualche cosa dovrà succedere per forza. In passato un po' di aiuto e di ammorbidimento in qualche modo è stato fatto. Cioè tenere un pochettino le catene con la promessa di un stipendificio, eccetera. Però è anche vero che questo sviluppo con l'asse baricentrico spostato centro-nord, più a nord che a centro, non ha fatto altro. Sì, la manovalanza è andata fuori dall'isola, quindi spopolando l'isola con l'abbandono delle nostre campagne, eccetera. Però è anche vero che non producendo niente, come una colonia, noi consumiamo tutto ciò che viene prodotto al nord. Cioè noi siamo il primo bacino di esportazione, tra virgolette, del nord. Perché se veramente c'è i 5 milioni, 4 milioni e 8 di siciliani attuassimo il compra siciliano, ma vero, giusto? E allora può darsi che là si accorgerebbero che 60 miliardi di materiale lo compriamo qui a sud, a noi. Un'analisi storica di questi 160 anni di unità d'Italia ci dicono che non è stata un prodotto così semplice e spontaneo, se vogliamo, ma ha comunque richiesto in qualche modo una politica di manutenzione, chiamiamola così. Se qualcuno delle nuove arche di scienza pensa che non ce ne sia bisogno, che tanto è tutto dato per scontato, forse potrebbe sbagliarsi. In mancanza di questa manutenzione l'indebolimento venga fuori per le ragioni storiche che si porta dietro. Ecco, questo è un'ipotesi, poi non sappiamo, voglio dire. Un'altra cosa che mi fa rabbia è che puntualmente nelle competizioni elettorali a livello regionale, nazionale, ma soprattutto nazionale, da 160 anni ci parlano del famoso ponte sullo Stretto di Messina. Ora io non voglio entrare nel merito dell'utilità o meno della struttura, ma se questi miliardi, giusto per costruire il ponte sullo stretto, venissero utilizzati per riammodernare tutta la rete viaria, sia stradale che ferroviaria, aeroportuale, portuale, giusto? Può darsi che avremmo oggi sia più utile, no? Avere delle strutture degne di un paese civile che non avere ferrovie che possono essere attaccate dagli indiani come nei film western per la velocità che hanno, oppure avere chilometri e chilometri di autostrade che si chiamano autostrade ma di fatto sono una corsia perché ci sono sempre lavori. Dopo 7 anni nel tratto vicino Roccalumera, nel tratto Catania-Messina, giusto che c'è stata la frana, giusto? Solo in questi giorni stanno facendo la gittata di cemento armato, in una parte.
Cioè, è tutto da dire. Come il Ponte Morandi, stessa tempistica, stessa... Sì, sicuramente. Guarda, io non voglio, perché le vite umane sono le vite umane, al di là se siano del nord, del sud, in Senegal, in Ucraina o in altre parti, ma sulle vite umane, tanto di rispetto. Però vedere che un ponte te lo fai in 15 mesi e qua abbiamo 7 anni per togliere una frana. È vergognoso ed è questo che poi uno dice: ma io che sono italiano? Sì, infatti, sono quei dati sui quali il negazionista della necessità di una posizione a favore della Sicilia dovrebbe dare delle risposte, perché tu citavi quel cantiere, io porto acqua al mio mulino territoriale, la ferrovia Gela-Caltagirone, che poi arriva fino a Catania ovviamente, è interrotta dal 2011 perché un ponte ferroviario piccolo, insomma niente di che, crollò una campata nella zona di Niscemi. Si valutò che non era il caso di ripararlo perché forse anche il resto della struttura non era in condizione, magari la prossima arcata sarebbe crollata l'anno dopo, non lo so. Quindi prima di tutto è stata avviata la demolizione, e quindi demolisci ma resti sempre con la linea interrotta. 2011, 2022, 11 anni, dice che hanno stanziato la cifra per rifare questo viadotto ferroviario. Secondo me, adesso non mi ricordo quant'era questa cifra, ma con quei soldi lì forse gli si dà una mano di bianco quando è finito, ma non è assolutamente, non è nelle cose, diciamo, a livello di costi attuali, quindi probabilmente cominceranno e si fermeranno. Io faccio questa profezia pessimistica, ma comunque a cosa servirà mai la ferrovia tra Caltagirone e Gela, voglio dire, tra Catania e Gela? Ma un'altra cosa che fa male, che fa proprio brucia dentro, è l'azione dell'ascarismo di certi politici proprio siciliani. Qualche tempo fa è arrivato un siciliano politico, giusto? Tipo i conquistadores che sbarcavano nelle nuove terre a vendere, a barattare con i locali perline di nessun valore con merce di grande valore. Cioè viene qua trombettando, tambureggiando, che ci porta il Freccia Bianca, un ammasso di ferraglia che le nobili terre norti, che non hanno voluto più perché non serviva a niente, dove lo mandano? In Sicilia, che tra l'altro, anche potendo fare una certa velocità, la ferrovia manco te la può supportare quella velocità. Quindi, tra l'altro, forse è fermo perché proprio non. Lasciamo perdere. Serviva solo per l'inaugurazione, ma non ci azzardiamo poi a usarlo per davvero. Sì, me la ricordo questa pagina tra le più... ma sono questi gli argomenti da portare con serenità e fermezza a chi dice che la questione meridionale non esiste. Dice no, il Freccia Bianca è una meraviglia, è spettacolare, ce lo invidiano pure in tutta Europa, nella Mitteleuropa, insomma, vengono qua apposta con gli ingegneri per studiare queste meraviglie. È un'offesa quando tu c'è un Leonardo o un Frecciarossa che ti fa Milano-Roma in qualche ora e noi per andare da Catania a Trapani ci dobbiamo mettere 11 ore. È una vergogna. Eppure le chiamano ferrovie italiane, ferrovie dello Stato, quindi non sono ferrovie siciliane. Quindi nell'amministrazione generale, come le autostrade. Qualche tempo fa il treno a Villa San Giovanni si imbarcava nel traghetto e poi continuava la sua corsa a Catania, a Palermo, a Agrigento, Siracusa. Ora no, ora addirittura devi scendere a Villa San Giovanni, devi prendere a piedi, ti imbarchi e poi riprendi il locale qui. E io voglio vedere fino a che uno è giovane e ha le forze per portarsi i bagagli, eccetera.
ma ci sono tanta gente anziana che non è più nel fiore degli anni. Dove è questa continuità territoriale? Non c'è. Ma penso che useranno il pullman queste persone, immagino. Non lo so. Cioè, il treno ci hanno messo proprio una croce perché questo trasbordo li scoraggia, voglio dire, no? Può darsi che prendono il pullman. Cioè, voglio dire. dico, meno male che almeno ci sono i pullman, se no proprio eravamo a posto. Bene, concludiamo questa puntata e ringraziamo anche i nostri ammiratori e ammiratrici che ci fanno sapere di apprezzare questo appuntamento settimanale e siamo contenti che addirittura da fuori territorio, dal continente o dall'Alto Nord, possiamo dire veramente da Trieste a Trapani, insomma, abbiamo... Dopo queste critiche mi sa tanto che... Se noi le facciamo, come si dice, a fin di bene, con l'animo della sincerità e anche in fondo dell'idea più che altro di ristabilire degli equilibri, non certo di squilibrarli a favore di nuove diseguaglianze, penso io voglio bene tutti, da Lampedusa a campione d'Italia. Per carità. sei ecumenico e siamo d'accordo con te. Quindi ringraziamo di questo seguito che ci fa compagnia durante le nostre puntate e vi invitiamo sempre a iscrivervi al canale Telegram, al canale YouTube per essere aggiornati, alla pagina Facebook, tutti i social possibili noi li utilizziamo sempre, quindi non manca per noi, come si dice. E ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.